e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 2 giorni insieme tra le bellezze di Ortigia e Piazza Armerina. È iniziato il bilaterale del presidente Mattarella con il suo omologo tedesco Steinmeier per rafforzare quelle che il presidente ha definito le relazioni straordinarie tra i due paesi. Stasera la tappa al Teatro Greco di Siracusa. Prove di dialogo tra la Regione e Ryanair dopo la marcia indietro sul decreto che metteva un tetto ai prezzi delle compagnie aeree. Oggi l'incontro a Palermo. L'amministratore delegato della low cost Wilson annuncia nuove tratte e investimenti. Sbarchi continui a Lampedusa, altri 5 barchini soccorsi all'hotspot, ci sono 1761 ospiti arrivati sull'isola, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Cantiere Catania, più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviario e progetti dell'amministrazione per una città più sostenibile. Si lega per difendere i pini, la protesta di una mamma per evitare l'abbattimento degli alberi di fronte ad una scuola alle porte di Catania. In 5.000 ieri sera nella Valle dei Templi di Agrigento per assistere al concerto dei Pooh. La celebre banda italiana ha ripercorso oltre 50 anni di musica con i successi che hanno fatto la storia. Calcio, il Catania in campo domani a Monopoli per la prima trasferta stagionale, qualche cambio in formazione per Tabbiani, società ancora in cerca di un centrocampista. Buongiorno, ecco dunque inizia oggi la 2 giorni siciliana per il Presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo tedesco Steinmeier. Questa mattina il bilaterale al Castello Maniace a Siracusa, nel pomeriggio la visita proseguirà con altri appuntamenti sempre in città e domani a Piazza Armerina. Francesco Aloi. Dal cielo ma anche via terra e via mare. A Siracusa c'è il bilaterale Italia-Germania e Ortigia è super blindata. Per l'incontro con il suo omologo tedesco, il presidente Mattarella ha scelto il Castello Maniace. Più di 20 minuti di attesa prima dell'arrivo di Steinmeier. Tempo che Mattarella ha speso per osservare le meraviglie della fortezza federiciana. Poi un saluto alla stampa e l'inizio del dialogo tra le delegazioni per parlare di partenariato tra i due paesi. È una Siracusa diversa quella che oggi si presenta a residenti e turisti. Centro storico con pochissime auto e tantissimi uomini delle forze dell'ordine. Ma la giornata siracusana nel pomeriggio continua al Teatro Comunale con la premiazione di alcuni sindaci italiani e tedeschi. Un riconoscimento giunto alla seconda edizione che premia alcune città gemellate tra loro. Poi i 2 capi di Stato faranno un giro in Piazza Duomo e per finire al Teatro Greco. Oggi e domani c'è Ulisse l'ultima Odissea e i presidenti hanno deciso di assistere allo spettacolo. Domani Mattarella e Steinmeier saranno a Piazza Armerina dove visiteranno la comunità Don Bosco 2000 che ospita migranti. Prove di pace fra la regione siciliana e Ryanair per tenere sotto controllo i prezzi dei voli. Oggi c'è stato un faccia a faccia a Palermo, ci dice tutto Manlio Viola. Prove tecniche di dialogo fra la regione siciliana e Ryanair, la compagnia di volo con la quale prima la Sicilia e poi l'Italia hanno avviato una vera e propria guerra delle tariffe. Dopo che il decreto prezzi del ministro Urso è stato parzialmente modificato, si apprende che l'antitrust indaga sull'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte proprio di Ryanair. Il primo a presentare un esposto in questo senso era stato mesi fa proprio Schifani. Adesso sono prove tecniche di dialogo. Il governatore incontra l'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, nella sede di Palazzo d'Orleano a Palermo e riconosce l'importanza della compagnia per il turismo in Sicilia. È chiaro, dice il presidente della regione, che il nostro obiettivo era e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e per questo il mio governo continuerà a fare in modo che venga favorita la libera concorrenza e contrastato ogni episodio di inaccettabile aumento dei prezzi. Valutiamo però anche l'ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo. Nei giorni scorsi, dopo il decreto nazionale che fissava un tetto ai prezzi, Ryanair aveva annunciato il taglio dei voli interni. Ora lo scontro sembra parzialmente rientrato e le prove tecniche di dialogo con la Sicilia sono importanti, visto che a chiedere questo incontro è stata proprio Ryanair. E Schifani ringrazia Urso e prende atto dei nuovi poteri dati all'antitrust, ricordando come proprio a questa autorità ci siamo subito rivolti, dice ancora il governatore, per segnalare la discriminazione dei prezzi sul trasporto aereo che subisce la Sicilia.
E al termine dell'incontro Ryanair ha annunciato i collegamenti per la Sicilia con 5 nuove rotte internazionali per Bucarest, Parigi, Praga e Tirana da Catania e per Norimberga da Palermo, oltre ad un aumento delle frequenze su altre 15 rotte per city break invernali come Barcellona, Bruxelles, Budapest e Cracovia. La compagnia irlandese baserà un nuovo aeromobile all'aeroporto di Catania, portando a 7 la flotta totale della compagnia aerea in Sicilia e creando oltre 200 posti di lavoro per piloti, personale di cabina ed ingegneri. Abbiamo cercato di spiegare nel corso dell'incontro col presidente della regione siciliana, ha poi precisato Eddie Wilson, che le compagnie non controllano i prezzi ma solo la capacità di riempire i vettori. Il caro voli è dipeso dalla compagnia di bandiera, che è sparita e ha ridotto tanti collegamenti tra la Sicilia e la Sardegna. Meno voli, ha spiegato Wilson, costi più alti. E continueremo ad occuparci di caro voli all'interno di Sicilia 24 Focus. Con Luca Ciliberti ci saranno il senatore Raul Russo, presidente della Commissione Insularità a Palazzo Madama, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Marano e il presidente dell'Associazione Consumatori Codici Manfredi Zammataro. Potete intervenire come sempre inviando i vostri messaggi su WhatsApp al numero 342 745 5005. L'appuntamento è alle 14.30, subito dopo il TG in diretta su Telecolor e poi in streaming sulla Sicilia Web. E torniamo ad occuparci invece della situazione a Lampedusa, dove continuano gli sbarchi. Gli ospiti dell'hotspot sono arrivati a 1167 ed oggi sull'isola è arrivato anche il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Ancora sbarchi, ancora. Una notte di arrivi a Lampedusa. Sono 9 i barchini giunti sull'isola per un totale di circa 200 persone. Tra coloro arrivati a Lampedusa anche bambini e donne incinte. Tutti tranne 89 siriani ed egiziani che hanno riferito di essere salpati da Zara in Libia, sono salpati da Sfax, Vara, Monastir e Sabrata in Tunisia. Ieri sull'isola ci sono stati 23 approdi con un totale di 896 migranti, 13 dei quali si sono registrati in serata nel giro di un'ora, facendo temere una nuova ondata di sbarchi. All'hotspot di Contrada Embriacola al momento ci sono 1700 ospiti, di cui 443 minori non accompagnati. 500 migranti su disposizione della prefettura di Agrigento sono già pronti a partire. La polizia li scorterà fino al porto, dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle. Oggi intanto a Lampedusa nel pomeriggio andrà in scena una nuova protesta da parte dei residenti per ribadire il no alla realizzazione della tendopoli a Capo Ponente e il no a qualsiasi struttura legata alla gestione dei migranti o ad attività militari. Una protesta che si preannuncia accorata e abbastanza partecipata. Intanto, in questi minuti, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, oggi a Lampedusa sta incontrando gli operatori sanitari del poliambulatorio. Poi nel pomeriggio incontrerà residenti e commercianti dell'isola. Entrano infine in vigore da oggi le misure semplificate per lo smaltimento delle imbarcazioni con cui i migranti raggiungono le coste italiane. Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto 124 del 2023, infatti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, responsabile degli smaltimenti sull'isola di Lampedusa, potrà disporre fin da subito, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e di trasporto delle barche dall'isola verso i siti della regione siciliana attrezzati per lo smaltimento. Un fondo di 20 milioni di euro sarà assegnato al Ministero della Difesa per la realizzazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree destinate ad ospitare nuovi centri di permanenza per i rimpatri. Lo prevede il testo del decreto Sud pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Cantiere Catania, più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviario. I progetti dell'amministrazione per una città più sostenibile. Giusy Lazzara. La città del futuro a Catania è il nodo della viabilità, ferita aperta da sempre, fra le priorità di questa amministrazione. Più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviario, voci diverse dello stesso sistema intermodale che punta a una maggiore sostenibilità. Non c'è tempo da perdere, il progetto di fattibilità tecnica è stato stilato e il finanziamento di 900 milioni si avvicina. Lo annuncia il vice sindaco con la delega alla viabilità e all'urbanistica Paolo La Greca. Buongiorno Sicilia. Dopo Piazza Mazzini, finalmente area pedonale, si pensa ad un'altra piazza del centro storico.
Castellorsino è un'altra di queste operazioni che vengono da lontano, sulle quali stiamo lavorando. Migliorare il rapporto della città col mare, prevista l'eliminazione di un tratto degli archi della Marina per realizzare una pista ciclabile, altro step che prevede il passante ferroviario. In assenza di questo piccolo spinotto che appunto va da Piazza Europa ad Aquicella, di fatto questa linea è inesistente. Devo essere molto chiaro su questo. I treni attuali che potranno passare l'alta capacità sulla parte da Messina a Catania e poi da Dittaino a Palermo non passano nella galleria attuale del Castellorsino. Per cui voi immaginate che cosa significherebbe? Significherebbe fare una linea che non funzioni. Sarà interrato, da Piazza Europa il treno non sale più come fa adesso, la stazione centrale esistente avrà il treno con un piano del ferro più basso. Altre novità riguardano il potenziamento della rete metropolitana con una stazione a Piazza Duomo. L'idea è proprio vicino a Piazza Villa Pacini, quindi di fatto attraversando Villa Pacini si entra da Porto Zedda. Altra criticità resta per la rete di bus urbani che per carenza di personale non sono tutti su strada, creando ritardi e disagi per gli utenti. Paternò avrebbero rubato merce per 23.000 euro al datore di lavoro, poi fingendo di aver individuato gli autori del furto lo avrebbero sottoposto ad estorsione. L'accusa contestata dai carabinieri ad un 28enne che è stato arrestato ed un 61enne che è stato denunciato. Individuato dalla Guardia di Finanza a Catania un imprenditore che si occupa di commercio via internet di prodotti elettronici, accusato di evasione fiscale per quasi 3,5 milioni di euro. In difesa degli alberi una mamma si è incatenata ad un grande pino che dovrà essere abbattuto. Succede di fronte a una scuola a Tre Mestieri Etneo alle porte di Catania. Eva Spampinato. Legata stretta con una corda attorno al tronco dell'ultimo albero rimasto in questa aiuola, davanti all'ingresso del plesso Settebello Nord del Circolo Didattico Statale Teresa di Calcutta di Tre Mestieri Etneo, comune alle porte di Catania. Questa mamma, che porta già nel nome Gea il suo spirito ambientalista, non si muoverà fin quando non saprà perché il comune ha deciso di abbattere degli alberi secolari senza esporre un'ordinanza. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato già 2 alberi, 2 pini molto grandi, anche un simbolo insomma di questo quartiere, completamente abbattuti. Era rimasto questo e quindi io ho deciso che lo dovevo salvare. Indignata anche Legambiente, che interviene con una nota per chiedere altrettante spiegazioni. Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina tra gli operai delle Aditta, le mamme e l'assessore alla protezione civile del comune di Tre Mestieri, che prova a calmare gli animi. Gli alberi che in questo momento creano pericolo sia per quanto riguarda la viabilità, la sicurezza dei bambini, il defluire delle acque piovane che qui quando chiaramente c'è maltempo, loro lo sanno, non si può nemmeno passare, per cui per una questione di protezione civile abbiamo dovuto per forza di cose intervenire in maniera diciamo più o meno drastica, ma saranno ripiantumati altrettanti alberi e forse anche di più. Ma noi siamo dovuti intervenire, per cui una questione di protezione civile. L'area sarà riqualificata. I cittadini però non si accontentano di queste sommarie parole, vogliono vedere le carte e capire perché la ditta ha lavorato senza esporre alcun documento, quindi in modo irregolare. Nell'ottica di una manutenzione ordinaria, diciamo che il comune dovrebbe riservare una parte della propria economia proprio per pulire i tombini. Non si toglie l'albero perché fa degli aghi di pino, si pulisce la strada. E qualcuno insinua dei sospetti legati al rifacimento viario e dei parcheggi della adiacente scuola privata. ISAB di Priolo, firmato il decreto che fissa limiti alle emissioni dello stabilimento, che dovrà assicurare il rispetto dei valori massimi dei metalli nelle acque reflue che confluiscono nel depuratore di zona. Il decreto conferma gli impegni già definiti per la salvaguardia dell'occupazione, la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente. A Catania si infiamma la vertenza Dusman, l'azienda che si occupa dei servizi di pulizia e reception dell'università. I lavoratori chiedono un adeguamento contrattuale, alcuni percepiscono solo 120 euro al mese a fronte di un contratto di 5 ore settimanali. La protesta è andata in scena stamattina, per noi c'era Tonino De Mana.
Fischietto in bocca, bandiera in mano ed un carico di pensieri addosso per far quadrare bilanci familiari, ammesso che una famiglia possa andare avanti con 120 euro al mese. Sì, 120 euro al mese, frutto di un contratto da 20 ore al mese che impegna, si fa per dire, i lavoratori Dusman nei servizi di pulimento, di reception e di assistenza didattica dell'Università di Catania. Chiedono a gran voce un adeguamento contrattuale almeno di altre 15 ore e per questo avevano avuto qualche rassicurazione dal direttore Giovanni Lavia, che nei giorni scorsi però si è dimesso. Il mio stipendio base è di 120 euro e per prendere 1000 euro al mese faccio 4 lavori per portarmi a mangiare a casa. Lavoratori e sindacati sono sul piede di guerra, cercano un nuovo interlocutore per proseguire una trattativa che si trascina da quasi 2 anni. Il futuro, in base a quello che abbiamo passato, non lo vedo così positivo, anzi, oggi è un atto dimostrativo. Quest'atto dimostrativo è per fare capire all'Ateneo e a tutti i funzionari dell'università che non stiamo scherzando. Se non abbiamo un'interlocuzione diretta saremo costretti a fare quelle forme di lotta che poi sono nel nostro DNA, che possono essere scioperi o altro. L'obiettivo è di arrivare almeno al minimo contrattuale. Queste paghe sono veramente esigue ed è veramente mortificante che un lavoratore faccia una dichiarazione del genere. Siamo qui appunto per dare dignità al lavoro, ai lavoratori e alle famiglie. Domani alle 9 una delegazione di lavoratori e di sindacati hanno chiesto ed ottenuto un colloquio con il dimissionario Lavia. Anche quest'anno autobus gratis per gli anziani a Catania, bisogna avere un'età non inferiore ai 67 anni, possedere un reddito non superiore a 9.600 euro per un unico componente del nucleo familiare oppure di 19.000 per chi fa parte di un nucleo familiare. Il termine per la presentazione delle domande è il 28 settembre. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio a Catania, sancita un'alleanza europea tra università. Gli studenti saranno i protagonisti del cambiamento. Tonino De Mano. Tutti uniti nel segno di un'istruzione a vocazione europea con gli studenti protagonisti del cambiamento nel vecchio continente. A Catania è stata sancita un'alleanza che mira a diventare una mega università europea, UNIS, in grado di offrire percorsi educativi personalizzati ai propri studenti, promuovendo approcci interdisciplinari e multiculturali. Un consorzio che vede protagonista l'Ateneo di Catania, che naturalmente riempie d'orgoglio il rettore Francesco Priolo. Ci sono 150.000 studenti nelle nostre università, oltre 15.000 docenti e quindi uno studente dell'Università di Catania potrà studiare non solo qui ma anche in parte in una qualunque delle 10 università dell'Alleanza. Gli studenti quindi sono gli attori del cambiamento? Assolutamente sì, l'Università Europea è per gli studenti e degli studenti e permetterà di avere uno spazio, dei corsi, delle ricerche ancora più all'avanguardia, ancora più interessanti. Si punta all'allineamento dei processi accademici ed amministrativi tra le università partner, da 7 sono passate a 10, con l'innesto di Peloponneso, Viseo e Karlstad, sull'ampliamento dell'offerta accademica condivisa e sul sostegno dell'apprendimento delle lingue straniere. Inoltre si svilupperanno e promuoveranno l'eccellenza pedagogica e l'innovazione nelle università dell'Alleanza con l'intento di contribuire allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale dei territori coinvolti. E siamo agli spettacoli, grande successo ieri sera nella Valle dei Templi di Agrigento per il concerto dei Pooh che hanno ripercorso 50 anni di carriera. Davide Sardo. Un altro concerto sold out per il ritorno dei Pooh in Sicilia. Dopo le 2 prestigiose serate live sul palco del Teatro Antico di Taormina, ieri sera la band si è esibita su un altro grande palcoscenico, il Teatro della Valle dei Templi, per l'ultimo appuntamento dell'estate 2023 del Festival del Mito. 2 ore di concerto, un incredibile spettacolo per rendere omaggio alla grande storia dei Pooh. Ci voglio stare che non c'è futuro, che la nostra vita è già segnata, vivo solo quando stiamo insieme, che facciamo
Sul palco Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli per ripercorrere oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui Amici per sempre, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Amici ci riaprono gli occhi, si capiscono meglio di noi. Grande l'entusiasmo degli spettatori che hanno cantato a squarciagola tutte le canzoni di una delle band più importanti della storia musicale italiana, che ha emozionato intere generazioni. I Pooh, capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, record assoluto per una band nazionale, hanno incantato la Valle dei Templi. Che ballano occhi di cenere, è visibile, l'attimo giusto per Ci fermiamo, c'è un'altra pausa, ma restate con noi perché subito dopo vedremo come il Catania si sta preparando alla partita di domani. Ed eccoci alla pagina sportiva. Il Catania gioca domani a Monopoli, trasferta vietata ai tifosi rosso-azzurri. Intanto la società è ancora a caccia di un nuovo centrocampista. Marco Carli. Obiettivo: proseguire il cammino, e se la partita con il Picerno era comunque delicata perché il Catania doveva cominciare a vincere, quella di Monopoli assume un significato simile. Prima trasferta su un campo tradizionalmente ostico, ma su cui il Catania vuole confermare progressi e soprattutto i 3 punti. C'è pure l'amuleto, quel Tommaso Silvestri che giocherà ancora al centro della difesa e che quasi 3 anni fa punì i pugliesi a domicilio nell'ultimo successo etneo in casa del Monopoli. In totale sono stati 2, con 6 vittorie dei padroni di casa e 5 pareggi negli altri precedenti. Nella formazione di partenza out Rizzo ci sarà Ladinetti al centro della mediana, mentre Rocca e Zammarini dovrebbero partire ancora dal primo. In difesa Quaini scalpita per un posto, ballottaggio con Curado. In attacco Bocic se la gioca con Marsura, mentre Di Carmine e Chiricò saranno ancora là davanti per rinnovare l'intesa vista con il Picerno e che ha portato anche ai 2 gol. Sul mercato si stanno facendo delle valutazioni anche sul budget. I nomi, Liotti e Zanellato su tutti, va capito cosa in realtà serve in organico per sostituire Palermo. Più un centrale nel caso di Zanellato o un poliedrico che può giocare a sinistra sia a centrocampo che in difesa come Liotti. A Monopoli non ci saranno tifosi del Catania, trasferta vietata perché il settore ospiti dello stadio Veneziani è inagibile. Per ultime le notazioni sui padroni di casa: 2 partite giocate finora, il Monopoli deve recuperare mercoledì 27 la prima gara di campionato con la Casertana. Un solo punto conquistato, pareggio in casa 2-2 col Monterosi Tuscia e sconfitta per 2-1 nell'ultimo turno a Potenza. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro approfondimento dedicato appunto al caro voli al faccia a faccia tra Schifani e la Ryanair. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.